Lo scorso anno nella Marca 882 donne sono state sottoposte a intervento per carcinoma della mammella e il tumore al seno non solo resta il big killer numero 1 per il genere femminile, ma è pure in crescita del 2% a causa dell'allungamento dell'età media e dell'aumento dei fattori di rischio. Ciò significa che una trevigiana su 9 nel corso della sua esistenza ha la probabilità di essere aggredita da questa tipologia di cancro, che in un terzo dei casi si manifesta prima dei 50 anni e dunque al di fuori della fascia anagrafica ricompresa nei programmi di screening. Quindi è importante questo momento di Ottobre in Rosa per sottolineare l'importanza della prevenzione, proprio anche per tutte queste donne che, non partecipando a programmi di screening, devono comunque iniziare un percorso di attenzione a questo problema. Perché guarire si può. Per le lesioni inferiori al centimetro il tasso di guarigione tocca ormai il 90%, eppure gli interventi conservativi hanno compiuto grandi passi. 120 pazienti hanno già affrontato con successo la dermopigmentazione, che attraverso un tatuaggio consente la ricostruzione di areola e capezzolo dopo la mastectomia. Il che ha permesso di utilizzare queste risorse per aiutare altre donne a fare altri interventi, quindi rappresenta anche un nuovo modello di fare la sanità. È così improntata all'ottimismo la campagna Nastro Rosa al via da ottobre. La prima iniziativa che sarà all'interno dei negozi è quella di poter acquistare oppure ricevere dal negoziante la spilla. In programma poi l'illuminazione di rosa dei monumenti, il tour del camper ambulatorio, un evento al Museo di Santa Caterina sulla figura della donna nella storia e nell'arte e uno spettacolo all'Auditorium Stefanini di racconti e musica al femminile.